qui Matteo Salvini, che sarà con noi a partire dalle 11:30 e ci racconterà direttamente anche lui il senso di questo colloquio, che peraltro stiamo ripercorrendo con altri due testimoni, cioè due componenti della delegazione della Lega ieri da Matteo Renzi, e riprendiamo il filo del discorso con Massimo Sertori, presidente della provincia di Sondrio. Dicevo che insomma ci sta aiutando a capire un po' il senso di questo colloquio qui. Lei ha avuto impressione di giochi già fatti o no? Giusto per valutare da un punto di vista generale questo colloquio. Stai parlando con me adesso? Sì, Massimo Sertori. Ma non lo so, Renzi ostentava tranquillità, diceva che entro sabato c'è il governo, chiedeva la fiducia al governo, poi insomma diventa sempre molto difficile distinguere, capire insomma se si dicono le cose per convinzione o per circostanza, insomma, quindi vedremo, penso che nel giro di qualche giorno lo vedremo. Certo, sicuramente in questo momento stanno volando coltelli un po' dappertutto, perché mi pare di aver capito che queste posizioni dei ministri sono piuttosto ambiti. Ecco, il presidente Zaia ha posto anche la questione, se non sbaglio, del residuo fiscale. Detto così, magari qualcuno dice che cos'è. È molto semplice, è la differenza fra quello che un territorio paga attualmente in tasse allo Stato centrale e quello che ritorna in forme diverse, in tutte le forme, sul territorio. La Lombardia regala in questo modo, tra quello che dà e quello che riceve, 70 miliardi circa all'anno, più o meno. È variabile la cifra anno per anno, ma siamo lì. Il Veneto sui 20-21, come l'Emilia Romagna, e più di 10 il Piemonte. E abbiamo finito la lista delle regioni che regalano soldi allo Stato centrale. Questo tema è stato toccato dal presidente Zaia, che lo tocca spesso, giustamente, perché è un ABC. È il motivo per cui in Catalogna si andrà, è uno dei motivi, ma non è il minore, per cui in Catalogna si andrà a votare per l'indipendenza, e ha a che fare anche con le rivendicazioni di carattere economico, fiscale, sulle materie prime, sulla produzione, sulle attività che gli scozzesi, diciamo così, si troveranno ad affrontare con un altro referendum per l'indipendenza, stavolta dalla Gran Bretagna. Quindi ci sono motivi a non finire per parlare di questo argomento. Si è parlato di questo, è stato ravvisabile un giudizio di Renzi su questo punto? È una questione che è stata posta, ma devo anche dire che è conosciuta la questione, quindi non è che è stata smentita o cose di questo tipo. Il dottor Renzi, come dice Napolitano, cosa risponde? No, il tema è che loro sono consapevoli che c'è questa questione e che le cose stanno esattamente come ha spiegato, però il tema è che non mi pare ci sia la volontà politica per risolvere questo problema. Come le dicevo prima, in Italia oramai è un paese dove a problematiche profondamente diverse ci si ostina a voler dare delle soluzioni uguali, e questa è una delle cause maggiori dei problemi che ha l'Italia. Ma noi del resto siamo federalisti convinti, perché il federalismo vuol dire responsabilizzare, e in Italia non si vogliono responsabilizzare gli amministratori, non si vogliono responsabilizzare i territori, anzi tendenzialmente si cerca di centralizzare proprio per attenuare queste differenze. E quindi noi siamo assolutamente contrari, perché questa non è la soluzione. Però, ripeto, non mi pare ci sia la volontà politica, nonostante si conosca il problema, e non è che si smentisce, non è che si dice non è così. Ecco, poi mi scusi Sertori, però c'è un altro punto, no? Questa è una questione strutturale, perché va di moda dire che bisogna fare le riforme strutturali, le riforme di sistema, eccetera, eccetera. Però noi abbiamo uno squilibrio strutturale che credo che non ci sia in nessun altro paese. Limitiamoci all'Europa, cioè regioni e territori con un grado di sfruttamento fiscale ed economico del livello della Lombardia, del Piemonte, del Veneto, dell'Emilia Romagna, e finiamola lì perché non ce ne sono altre, non ci sono negli altri paesi europei, ed è una questione strutturale, perché ha a che fare, ha a che fare con il come è costruito questo Stato italiano. Quindi più strutturale di così si muore. Tutti dicono di voler fare riforme strutturali, ma questa roba qua passa sempre in cavalleria. Mi immagino allora che se è passato in cavalleria un tema di questa grandezza, di questa importanza, anche il documento sulla montagna, che pure avete consegnato, e lei in particolare come presidente di una provincia montana come Sondrio, non è che finisce in cavalleria, ma dietro la cavalleria. Ma noi anche sulla questione della montagna
parte da un approccio che è tipicamente del nord, no? Noi in montagna, dove evidentemente ci sono delle differenze importanti rispetto alla pianura, perché il costo dei servizi è notevolmente superiore, ma del resto è convenienza per tutti creare le condizioni perché le genti le montagne le abitino, perché questo vuol dire anche preservarle, mantenerle, e quindi poi magari non dobbiamo spendere soldi per il dissesto idrogeologico, ma questi sono discorsi un po' lunghi. Ma la montagna, ad esempio, quello che chiede a questo governo, ai governi precedenti, a quelli futuri, a quelli che ci saranno, se mai ci saranno, noi non vogliamo assistenzialismo, noi chiediamo semplicemente di utilizzare le nostre risorse. Faccio un esempio su tutti. In Italia c'è una produzione di energia idroelettrica pari a circa 4 miliardi all'anno. Questi 4 miliardi all'anno, solo il 3% rimane sui territori dove viene prodotta questa energia, tutto il resto scivola via, come l'acqua, va verso valle, verso Roma, e questo non è ammissibile. Noi non chiediamo che sia Roma a darci dei soldi, chiediamo solamente che in questo caso abbiamo una risorsa, che si lasciano queste risorse sui territori e noi le utilizziamo per mantenere i territori, per andare a equilibrare delle situazioni che sono profondamente diverse, perché dalla scuola alla sanità, piuttosto che a tutti i servizi, evidentemente per poter non fare cittadini di serie A e di serie B in montagna ci sono delle esigenze di un certo tipo anche dal punto di vista economico, ma questo noi lo affrontiamo, ripeto, non con la filosofia spesso meridionale dell'assistenza perché dobbiamo perequare, perché dobbiamo riequilibrare una situazione. No, noi chiediamo semplicemente lasciateci stare, dateci maggiori gradi di autonomia per poterci gestire e consentiteci di utilizzare le risorse che abbiamo sul territorio. Mi sembra un ragionamento assolutamente lineare, anzi, se questo ragionamento fosse mutuato in tutta Italia molto probabilmente non saremmo nelle condizioni in cui ci troviamo. Quindi il documento che abbiamo presentato, che riguardava le montagne, diceva varie cose, tra le quali anche questo. Però insomma non è che io riponga molte speranze in quello che sarà il futuro governo Renzi rispetto ai temi che abbiamo posto, però è giusto spiegarli, giusto dirli. Io faccio sempre l'esempio della mia provincia, che è una provincia interamente montana, le uniche in Italia sono Sondrio e Belluno, e confiniamo a nord con la Svizzera e a est con le province autonome di Trento e Bolzano, territori molto simili dal punto di vista orografico, molto diversi dal punto di vista dell'impostazione, diciamo così, istituzionale, con dei gradi di autonomia assolutamente superiori ai nostri, e mi sembra che sono territori che funzionano piuttosto bene, ecco. Quindi quello che noi cerchiamo e chiediamo è maggiore forme di autonomia, non chiediamo niente a nessuno, saremmo assolutamente in grado di gestirci e di preservare le montagne che sono così belle, che sono un patrimonio non solo nel mio caso dei valtellinesi, ma dell'Europa e del mondo. Quello che chiediamo, lasciateci, non danneggiateci, metteteci nelle condizioni di poter vivere i nostri territori e di poterli mantenere. Bene, allora abbiamo qualche minuto ancora, spero, con Massimo Sertori, apriamo anche le linee telefoniche in questo momento. Chi vuole intervenire, fare una domanda, ha una curiosità, vuol chiedere qualcosa, può farlo chiamando allo 02 66 20 35 29 o inviando un SMS al numero 346 64 27 756. Credo ci sia qualcuno in linea, due persone. Pronto? Pronto? Buongiorno. Buongiorno, Pippo da Como. Io volevo chiedere all'onorevole, no, di fotocopiare la definizione riforme strutturali dal vocabolario e esporlo in Parlamento, perché molti politici parlano, ma probabilmente non sanno il significato. Poi un'altra cosa, il signor Del Rio, che era presidente di tutti i comuni d'Italia, quando è andato al governo si è dimenticato che lui era un sindaco. Ecco. Poi un'altra cosa, il signor Bombassei, un imprenditore a livello internazionale, io l'ho sentito in un'intervista, mi fa una pena della malora a vedere una persona del genere con capacità a livello internazionale lì a fare, non lo so a definirlo come cos'è lì a fare. Non penso che lì
per poter mangiare a fine mese. Fa una figura meschina perché non propone, lui essendo vicepresidente degli industriali, non propone niente e sta lì a fare il numero. Poi un'altra cosa, volevo un suo parere. Abbiamo tolto un Gioppino e abbiamo messo su un Buffone. Cosa cambia? Ascolto per radio. Va bene. Altra telefonata. Sertori non è parlamentare, bensì presidente della provincia di Sondrio, giusto per chiarire, ma credo sia un dettaglio. Intanto sentiamo anche la prossima telefonata. Pronto? Ciao Giulio, sono Romeo Di Macherio. Buongiorno Romeo. Allora, volevo dire al signor Sertori, onorevole, cos'è? Presidente della provincia di Sondrio. Eccola, benissimo, che ha centrato l'obiettivo, quello che ha detto prima. Il problema di questo paese, tu puoi mettere su Renzi, puoi mettere su la Lega, puoi mettere su qualsiasi partito, bianco, rosso, giallo, verde. Il problema di questo paese, e io ho già detto più di una volta e ho preso anche dal Pirla, da un certo Marco Di Desio, ma me ne vanto di prendere del Pirla da uno così che vota per Grillo, che il problema di questo paese è la cultura e la mentalità meridionale. Finché noi abbiamo nelle amministrazioni comunali, provinciali, regionali e dello Stato, nella magistratura, nella polizia, abbiamo la cultura meridionale, questo paese non cambierà mai. E poi Giulio, un'ultima cosa, te volevo chiederti una cosa personale. La storia quella di Olindo e Rosa, visto che io sono iscritto al comitato pro Olindo e pro Rosa, mi sai dire a che punto siete? Grazie. Bene, su questo ti rispondo subito. Il punto è fermo naturalmente, perché come ben sapete la loro situazione carceraria è fissa, però noi ne parleremo ancora perché abbiamo ancora tanti documenti da sentire di quel processo lì. Chiusa la parentesi e lascio subito la parola a Massimo Sertori. Prego. Ma allora, vabbè, sull'onorevole è già chiarito, io non sono onorevole, sono il presidente della provincia, ma su Del Rio secondo me lui è affetto dalla sindrome da cappello, che è una cosa molto diffusa. Che vale a dire? Molto diffusa. Quel che l'attacca sul cappello. Nel senso che uno quando è sindaco dice che i sindaci bisogna fare questo e quello perché così non si può andare avanti e non va bene. Quando uno è onorevole, allora, che è molto diffusa, devo dire, soprattutto nei partiti, diciamo, nei grossi partiti, no? Sono quelli che, diciamo così, fanno politica, secondo me, per avere posizioni, per avere posizioni di potere, ma non hanno una visione, no? Come può avere la Lega. Uno può dire condivido o non condivido, mi sembra però chiaro che cosa chiede, che cosa vuole la Lega. Sì. Se è la persona che non si occupa direttamente di politica, io adesso scendo in strada e gli chiedo qual è la differenza nella politica economica tra il PDL o attuale Forza Italia e il PD, secondo me non mi sa rispondere, insomma. Quindi Del Rio ha questa, che io definisco in modo assolutamente improprio, ma mi pare dia l'idea, che è appunto la sindrome del cappello, per cui le cose che diceva quando era sindaco, oggi che ha una posizione diversa fa esattamente il contrario di quello che diceva. O da cappello sulla cadrega, diciamo così. Sì, ecco, bravo. Posare il cappello sulla cadrega. Mentre invece sull'ultima telefonata, quando si parlava, diciamo, della cultura meridionale, ovviamente io voglio essere chiaro su questo, non è una questione delle persone al sud o al nord, è proprio una questione di mentalità e di approccio. Bisogna capire se si vuole affrontare, diciamo così, un ruolo all'interno delle istituzioni, e quindi chi ha la responsabilità di utilizzare i soldi che sono pubblici, che sono di tutti, e che quindi può fare le politiche per l'utilizzo di questi soldi. Bisogna capire se ha un approccio di tipo assistenziale, come purtroppo, ahimè, c'è stato e c'è ancora oggi, e che quindi ha portato, diciamo così, sull'orlo del baratro l'Italia, oppure se si vuole avere invece un approccio, una mentalità di tipo più calvinista, e quindi fare analisi oggettive su quelle che sono le situazioni, cercare di affrontarle e quindi cercare di risolvere i problemi. Ma è la differenza che c'è tra gli enti virtuosi e gli enti che sprecano. Ripeto, io sono presidente di una provincia che ha un bilancio di 50 milioni di euro, io da quando sono diventato presidente ho portato la provincia da 29 milioni di euro a 1,5 milioni di euro, la riduzione del debito. La provincia di Sondrio è il terzo ente più virtuoso d'Italia.
ho fermo 40 milioni di euro per il patto di stabilità, con le imprese che sono nella totale crisi, con la disoccupazione, non riesco a uscire dalla porta che non ci sia qualcuno che mi chiede se c'è la possibilità di avere un lavoro o meno, e questa è la situazione nella quale ci troviamo in Italia. Quindi siamo in una situazione di emergenza e non ci possiamo più permettere un approccio, una filosofia di tipo assistenziale, perché l'Italia è già fallita, si può dire, e allora cosa dobbiamo fare? Qui non c'è più l'opzione 1 l'opzione 2. Se si vuole risanare la situazione bisogna inevitabilmente portare avanti una politica sia generale, sia fiscale, sia tributaria, sia di tutto quello che volete voi, ma che premi il merito e che penalizzi chi invece gestisce le cose in modo non corretto. E invece ci troviamo ancora nella situazione che stanno discutendo il Salva Roma, gli enti virtuosi hanno i soldi fermi per il patto di stabilità, però dall'altra parte chi ha fatto dei buchi di bilancio, questi gli vengono riappianati, cioè, non è più possibile, cioè, se una volta era un'opzione e ha creato il debito pubblico, oggi secondo me responsabilmente questo non sarebbe più possibile. Purtroppo devo prendere atto invece che prevalgono altre logiche, si fa finta di nulla e si va avanti con questo sistema. Cosa devo dire io? Vanno avanti così finché esploderà tutto e poi bisognerà ricostruire dalle ceneri a questo punto, perché se uno non capisce o fa finta di non capire, io non trovo altre soluzioni. Prendiamo ancora qualche telefonata. 02 66 20 35 29, con noi ancora per qualche minuto Massimo Sertoli, presidente della provincia di Sondrio. C'è un ascoltatore via SMS, domanda a quando la fine dei lavori del tunnel della statale 38, e peraltro sentiamo altre 2 telefonate. Pronto? Sì, pronto. Io mi chiamo Piero e arrivo telefono dalla Val Varrone. Ho fatto il sindaco dal 99 al 2009 di un paesino di montagna, quindi confermo tutte le difficoltà che il presidente della provincia ha esposto. Anzi, dirò di più, il sentire della nostra gente ha capito che quest'Italia è irriformabile e più ci penalizzeranno perché non avremo più rappresentanti, non ci saranno più le province, i nostri comuni diventeranno mega comuni come territorio perché ne accorpiranno 5 o 6, ma avremo sempre pochi abitanti, quindi conteremo meno e con questo veramente la montagna non avrà più voce. Io però vi voglio dire una cosa, un sito online della Valsassina ha fatto un sondaggio dove diceva e chiedeva metteva 8 quesiti su come vorremmo il nostro futuro istituzionale, un comune solo, 4 comuni come adesso, e ce n'era uno solo che diceva tutti Svizzera. Il tutti Svizzera su 15.000 abitanti ha avuto 1.000 cliccate, il 50% era per quell'opzione lì. Quindi il nostro futuro è lì. Io, se farò il sindaco ancora tra 5 anni, cioè tra un anno, visto che o tra 6 mesi, quando ho scontato i 5 anni di riposo forzato dopo i 2 mandati, porterò avanti questa idea forte qui, perché i piccoli territori da soli possono dire, come dico io, diventiamo la 12ª regione del Canton Grigioni, altrimenti aspetto che ci sia l'Euroregione Alpina o la macroregione Lombardia, Veneto, così, che comunque deve mutuare Costituzione e deve mutuare tutto quello che può dalla Svizzera, allora ci salveremo. Bene. Altrimenti la montagna non conterà più. Grazie anche a lei. L'altra chiamata, pronto? Ciao Mauro Seregno. Per ciò che riguarda la teoria che è stata messa in pratica dalla Lega degli amministratori locali al governo, ci sono stati ottimi risultati, basti pensare a Luca Zaia, Maroni, che addirittura aveva affidato anche dal punto di vista legislativo la sicurezza ai singoli comuni, ai singoli enti locali. Quando anche il PD ha cominciato a candidare i propri sindaci e presidenti di provincia, pensavo che si andasse sulla stessa falsariga, e invece no. Probabilmente però non è come dice Sertori la sindrome da cappello. Io penso che questi loschi figuri abbiano preso per il culo i propri elettori quando erano sindaci e presidenti di provincia, altrimenti non si comporterebbero in questo modo. Vi saluto, ciao. Bene, prego, Sertoli. Beh, allora intanto per quanto riguarda il sindaco di Val Varrone e dell'esempio della Svizzera, io dico magari, soprattutto nei territori confinanti, l'Italia avesse il coraggio di mutuare quello che succede in Svizzera. Io
sono qui vicino. Noi addirittura con la vicina Val Poschiavo abbiamo fatto una scuola, la scuola del legno, la provincia di Sondrio insieme alla Val Poschiavo, quindi i nostri ragazzi, quindi col sistema duale svizzero, hanno la possibilità di andare in Val Poschiavo a studiare e a prepararsi appunto nella scuola del legno. Quindi noi abbiamo dei contatti strettissimi con la Svizzera, e tra l'altro io se vado qui nel cantone dei Grigioni e parlo il mio dialetto mi capisco perfettamente con i abitanti della Svizzera, da Val Poschiavo, cosa che ad esempio se mi parla in dialetto napoletano non capisco assolutamente nulla di quello che dice. Questo per dire che ci sono anche delle assonanze di tipo culturale e storico. Del resto la Valtellina è stata sotto i Grigioni per 3 secoli, quindi più tempo rispetto a quanto non siamo sotto l'Italia. La mia speranza è che in Italia magari si possa copiare qualche cosa di quello che succede in Svizzera. In Svizzera il sistema è diametralmente opposto a quello in Italia, cioè in Svizzera la Confederazione Elvetica prevede ad esempio che le tasse rimangono prima di tutto al comune, quindi al cantone, e quindi lo Stato federale in ultima ratio. In Italia il processo è esattamente il contrario, le tasse vanno tutte a Roma e poi Roma ridistribuisce. Lì i flussi sono completamente diversi, ma hanno un'autonomia di gestione che è totale. Il mio amico sindaco di Poschiavo, che è un paesino qui a 20 chilometri da dove abito io, tutti gli anni all'inizio dell'anno raduna il consiglio comunale e decide quanto sarà il costo dell'energia elettrica per quell'anno, cioè siamo a questi livelli. Quindi io cosa vi devo dire? Mi sposto 10 chilometri da casa mia e vedo queste cose. Mi sposto invece dalla parte di qua, nonostante, ripeto, come ho detto prima, la Svizzera abbia caratteristiche orografiche, storiche, identitarie, culturali, gli svizzeri molto simili alle nostre, nel nostro caso dei valtellinesi, però poi noi in Italia abbiamo questo fardello, questo peso da sopportare, che è la burocrazia, la politica italiana, che mi sembra abbia tutto meno la logica. Ad esempio in Svizzera un'altra cosa che utilizzano a livello governativo è il buonsenso. In Italia è completamente smarrito il buonsenso, si fanno le leggi solo per complicare le cose. Potrei fare 1000 esempi. In Italia secondo me più che fare le leggi bisogna abolire, bisogna cancellarle le leggi, e bisogna dare maggior responsabilità a chi amministra, quindi maggior grado di autonomia, maggior federalismo. Purtroppo però questo non lo si vuol fare, e quindi ci sono le conseguenze nefaste che abbiamo sotto gli occhi tutti i giorni. Quindi ripeto, io sono assolutamente un sostenitore della Svizzera, e magari fosse mutuato quello che fanno in Svizzera anche in Italia. Le ultime 2 telefonate, poi c'è Gerardo da Sorico che via SMS al 346-6427-756 scrive a proposito di risorse locali: gli utili delle SPA elettriche dove venivano investiti prima della nazionalizzazione. Ma sentiamo le ultime 2 telefonate. Pronto? Pronto? Buongiorno. Buongiorno, senta, è la prima volta che telefono. Prego. Sono stanca di sentire sempre questo patto di stabilità, ma perché non ci spendiamo i nostri soldi? Ma facciamo la rivoluzione, perché non è più possibile mandare sempre soldi a Roma. Gli altri fanno i debiti e glieli pagano, e noi siamo qui come poveri disgraziati a pagare tasse e stop. Non riesco a capire come mai. Dobbiamo riunirci e fare qualcosa di grosso, Grazie. di eclatante, se no qui non ce la caviamo più. Grazie signora. L'ultima telefonata. Pronto? Sì, ciao Padania Libra, sono Pierluigi, chiamo da Bergamo. Ciao Pierluigi. Ciao. Ascolta, io come si chiama, l'ascoltatore, 2 ascoltatori fa, quello del sindaco mi ha un po' fregato la domanda. Io volevo chiedere al presidente della provincia di Sondrio, che io bazzico parecchio perché per lavoro, da Madesimo a Bormio, perché proprio per il fatto che loro sono stati storicamente parte del cantone dei Grigioni per secoli, perché non, e visto che confinano, oggi non fanno un bel referendum chiedendo ai cittadini se preferirebbero annettersi alla Svizzera. A parte il fatto che ne avremmo un vantaggio anche noi di Bergamo, che tramite Passo San Marco saremmo confinati con la Svizzera. Ma a parte la battuta, penso che i valtellinesi, che hanno il vantaggio di avere Livigno da una parte, la Valle del Poschiavo,
la valle che da Chiavenna entra a St. Moritz, tutta l'Engadina eccetera, e che erano allora parte dei Grigioni, perché, vista la situazione assurda dei patti di stabilità, che io concordo con la signora, oggi dovremmo sfondare tutti e sbattercene altamente delle regole, specialmente le province che verranno poi eliminate, perché non fanno un bel referendum consultivo, anche se è vietato dalla legge, per annettersi alla Svizzera. Bene, grazie anche a lei. Sertori, prego. Ma allora, mettiamola così, siccome io, come è noto, ho battagliato e sto battagliando in modo importante su questa questione della provincia, perché la provincia di Sondrio è, diciamo così, è molto particolare, no? Alcuni motivi li ho spiegati prima, la sua storia, c'è un forte senso di appartenenza in Valtellina, i valtellinesi si sentono valtellinesi. Allora, mettiamola in questa chiave, io credo che se veramente non fossimo ascoltati e non lasciassero quindi una provincia eletta, magari con maggiori forme di autonomia, come quella di Sondrio, e aggiungo anche quella di Belluno, che è l'altra provincia interamente montana, e quindi se non c'è più un livello istituzionale riconosciuto, in questo caso dello Stato italiano, che può portare avanti le istanze dei territori, della gente, la conseguenza sarà sicuramente che a quel punto saranno le persone, le genti nel tempo, non so quando, ma che si organizzeranno e certamente vorranno andare o in Svizzera o con altre forme che a questo punto non saranno più di tipo istituzionale e democratico. Questo è quello che io vedo, quello che intravedo come, diciamo così, come conseguenza e come anche pericolo, no? E mi sono molto dispiaciuto del fatto che ho parlato col ministro Del Rio anche qui in provincia di Sondrio, che è stato nostro ospite, ma ieri e in altre occasioni, e non riesco a trasferire, non riesco a spiegare a queste persone che quello che stanno facendo, ad esempio nei confronti della provincia di Sondrio, inevitabilmente avrà delle conseguenze che saranno difficilmente controllabili. Però io da rappresentante, diciamo così, istituzionale eletto dai cittadini ho cercato e cerco e continuerò a fare ostinatamente fino in fondo il mio dovere, spiegando queste cose ai vari governanti che si succedono, nella speranza che riescono ad ascoltarmi. Lasciatemi chiudere con un ringraziamento personale al segretario Matteo Salvini, perché io credo che sia la prima volta nella storia delle consultazioni rispetto appunto in questo caso al Presidente del Consiglio, che un segretario di partito porta con sé la voce del territorio. Dei territori. E credo che questo sia una cosa molto, molto importante, e credo anche che le persone, le genti, le popolazioni debbano riflettere, perché un conto è andare alla televisione e parlare per slogan e poi c'è chi è più bravo, chi è meno bravo. Un'altra questione invece sono i fatti, e i fatti concreti sono ad esempio quello che è avvenuto ieri, grazie al nostro segretario Salvini, che per la prima volta nella storia un presidente di provincia e un sindaco e un presidente di regione sono andati a fare le consultazioni, portando quindi la voce dei territori. E credo che se c'è una speranza per risolvere i problemi dell'Italia, proprio da lì bisogna partire. Questo è un altro errore storico, non si possono ricercare le soluzioni a un problema così grosso come quello che sta vivendo oggi l'Italia partendo ancora una volta da Roma e quindi cercando di sistemare le questioni da lì. No, noi abbiamo nonostante tutto delle situazioni ancora molto positive, ma le dobbiamo recepire e soprattutto le dobbiamo far partire proprio dai territori. Io credo che questo darà ancora anche, diciamo così, senso alla politica in termini generali, visto che oggi la popolazione italiana ha una disaffezione abbastanza generalizzata nei confronti della politica, no? Ma se noi partiamo dai territori, dagli amministratori locali, cioè da quelle persone che ci mettono la faccia, che tutti i giorni incontrano per strada la gente e cercano di risolvere i problemi della gente, ma problemi concreti, ecco, da lì può partire un impulso che veramente può in qualche modo risolvere le questioni che ci sono sul campo, e questo io credo che Matteo Salvini l'abbia capito molto bene, credo che sia l'unico segretario di partito nella nazione Italia che l'abbia capito molto bene. Io ringrazio Massimo Sertori, presidente della provincia di Sondrio, che ieri era a colloquio insieme alla delegazione leghista guidata da Matteo Salvini con Matteo Renzi. Buon lavoro Presidente e grazie. Grazie a voi
e buona Padania a tutti. Noi ci sentiamo tra poco, continuiamo anzi il nostro discorso con un altro partecipante all'incontro con Matteo Renzi, vale a dire il sindaco di Bondeno, provincia di Ferrara, Alan Fabbri, sindaco della Lega, che ieri è salito con il segretario Salvini, con i capigruppo alla Camera e al Senato, con il governatore del Veneto Zaia e con il presidente della provincia di Sondrio Sertori. Appunto è salito, è sceso, dipende, perché da quando Mario Monti ha detto di essere salito in politica quell'altro era sceso, no, era il contrario, quello era salito, quell'altro era sceso, insomma poco conta salire o scendere, l'importante sono i fatti, il contenuto, la sostanza. Renzi, guarda, ma sì, ma speriamo, perché almeno noi a Firenze ce lo siamo tolti come concorrente, nel senso che è un comico eccezionale. Noi si fa degli spettacoli in teatro, durano un'ora e mezzo, quella alla Leopolda ha parlato 5 ore, dorme 2 ore a notte come Berlusconi vecchia maniera, cioè tieni il palco meglio che Dario Fo, Panariello e Benigni messi insieme, per cui meno male, se lo ritrombavano un'altra volta. C'è caso ci si ritrovava come concorrente, e quello non è che puoi chiamare Renzi e fargli fare una particina, quello può fare tutto, ma può fare anche il direttore della fotografia, le musiche e le 4 spagnole che arrivano, per cui meglio. Ha dichiarato in qualche modo in questo momento che lui, se vuoi fare un parallelo col cinema, se gli fanno fare, ce l'ha raccontato in tutte le salse, se gli fanno fare un film, gli viene un film alla Kubrick, tutte le promesse e le buone intenzioni che mette. Bene che diventi Presidente del Consiglio, così che questo film lo fanno fare e poi si va a vedere. Se ha raggiustato i condominio Italia, gli si dà un bacio in fronte, e se no gli si dà una pacchina tra capo e collo e si rimanda in regione. Questo era Leonardo Pieraccioni su Renzi, su Matteo Renzi. Alan Fabbri, sindaco leghista di Bondeno in provincia di Ferrara, leggo oggi sulla Padania, ha dichiarato dopo l'incontro con Renzi: sembrava di parlare con Pieraccioni, simpatico e simpatico, ma con la simpatia si fa poco, abbiamo bisogno di risposte concrete e non abbiamo nessuna voglia di ridere. Direi un commento condivisibile, anche perché c'è poco da ridere, al di là del fatto che in Italia tutto si butta in ridicolo quando è tragico, e forse viceversa. Comunque, buongiorno Fabbri, innanzitutto. Buongiorno a tutti voi, grazie. Bene, allora, da sindaco lei è andato ieri insieme alla delegazione leghista guidata dal segretario Salvini a incontrare Matteo Renzi, ha fatto il commento che ho citato prima, abbiamo sentito l'originale, per così dire. Non me ne voglia Pieraccioni. Ecco, non gliene voglia Pieraccioni. Però appunto, allora, intanto partiamo prima del discorso Renzi, dal discorso del suo comune, Bondeno, che è stato uno dei comuni messi a terra, in ginocchio dal terremoto del 2012, no? Com'è la situazione oggi, punto primo? Perché la situazione, intanto, grazie della domanda, è ancora ovviamente complicata. La ricostruzione sta ripartendo lentamente, sia sulla parte pubblica che sulla parte privata. Abbiamo ancora 1 milione di persone fuori di casa su una popolazione residente totale di circa 15.000 persone, quindi capite bene che siamo sull'ordine dell'8-9% della popolazione fuori di casa. Beh, non è poco, non è poco. Non è poco, no. Fuori di casa vuol dire che sono nelle seconde abitazioni o all'interno anche dei moduli abitativi, per quello che riguarda la parte anche rurale del territorio. E stiamo lavorando molto come comuni, ovviamente anche col commissario straordinario che è anche il presidente della regione Errani, però è molto lenta la ricostruzione, perlomeno per quelle che sono le tempistiche che il popolo emiliano ha. Posso dare una bella notizia però al pubblico di Radio Padania: a fine marzo, colgo l'occasione anche per invitare tutti i militanti che vorranno partecipare, molto probabilmente il 29, ma è una data da confermare in base un po' anche al tempo, perché per fare i lavori ci vuole del tempo. Inaugureremo una nuova scuola antisismica che costa 1.700.000 euro. 800.000 euro sono stati inseriti i soldi che appunto la Lega Nord ha donato al nostro comune per realizzare questo importante intervento, e concretamente appunto abbiamo portato avanti il progetto, lo inaugureremo a fine marzo. Beh, mi sembra una bella cosa, è anche un contributo sensibile, diciamo, è stato dato questo. Molto, a te. Allora, mi faccia capire però una cosa, prima di parlare di Renzi.
Lei ha citato prima appunto il fatto che c'è ancora una discreta fetta di popolazione che subisce le conseguenze del terremoto, no? Del 2012. Sì. Ci avviciniamo ai 2 anni praticamente. Sì. Io non ho capito una cosa, perché sia sotto il governo Monti, che poi Monti è stato contestato, ce lo ricordiamo tutti, però da lì in avanti è stato detto che c'erano X miliardi a disposizione per i cittadini e per le imprese colpite dal terremoto, no? Quindi c'erano due canali, diciamo, di approvvigionamento delle risorse finanziarie. Io vorrei capire quante ne sono arrivate effettivamente sul territorio e attraverso che schema, perché mi pare d'aver capito che le complicazioni burocratiche costituivano un grosso ostacolo alla disponibilità dei fondi. Insomma, alla fin fine 6-7 miliardi è stato detto, forse di più, ma si sono visti sti soldi o no? È un discorso un po' complicato, però cerco di spiegarlo un po' così in soldoni. I soldi ovviamente sono a disposizione, noi abbiamo già assegnato per dire 13 milioni di euro sulla parte residenziale che passa attraverso gli uffici del comune l'autorizzazione, mentre la parte produttiva passa attraverso gli uffici della regione. Le persone devono trovarsi un tecnico, presentare un progetto secondo un procedimento che si chiama MUDE, che è stato ripreso dalla regione Piemonte, e inserendo questi dati gli uffici hanno 30 giorni di tempo per rispondere. Il problema è effettivamente di carattere burocratico, uno perché ogni giorno cambiano le ordinanze del presidente Errani, due perché ovviamente sono progetti complicati, e tre, siamo partiti con questo terremoto che ci hanno trattato come le bestie, perché questo è il dato che si riflette sul terremoto emiliano, che è scomparso completamente dai riflettori della politica nazionale, grazie soltanto a Matteo Salvini. Anche ieri abbiamo avuto occasione invece magari di riportare questo tema all'interno dei mass media italiani. Siamo partiti, stavo dicendo, con un governo Monti, come dicevi giustamente tu, Monti è stato fischiato a Sant'Agostino, qua vicino da noi, qualche giorno dopo il terremoto, in cui Monti, testuali parole, perché ero presente lì, diceva: non ci sono soldi per questo terremoto. Poi è venuta la seconda scossa, è crollata a metà provincia di Modena, hanno cominciato a dire: diamo l'80% di risorse sulle strutture danneggiate e il 20% ce le mette la persona che ha la casa o l'imprenditore. Voi capite bene che quando si parla di ricostruire una casa in un momento come questo, se metti che ci vogliano, non so, 300.000 euro, voleva dire che 80.000 euro li deve trovare fuori il cittadino. Quindi nessuno in quel periodo lì ha fatto le richieste di contributo, finché si è arrivati casualmente proprio l'anno scorso, un po' prima delle elezioni, con una legge primaria che è stata votata dal Parlamento, che ha garantito invece il riconoscimento del 100% del contributo sul danno alla struttura. Quindi si è perso un anno, perché tra Monti e fino all'inizio del governo scorso non si capiva niente. Ci sono volute le elezioni per far sì che evidentemente il bacino elettorale dell'Emilia al PD interessa, proprio un mese prima delle elezioni si è votato il 100% del contributo. In più si scontra con una burocrazia che è allarmante. Le risorse sulla parte privata e pubblica sono state messe, la gente continua a chiedere. Consideri che abbiamo più di 600 richieste che arriveranno nei prossimi mesi, da qui a fine anno, insomma. Ci sono delle difficoltà invece sulla parte pubblica. C'è un piano triennale delle opere pubbliche che viene predisposto dall'ente commissariale. Si parla di 1.500 milioni di euro circa di richieste che sono state fatte dai vari comuni del cratere, quindi una somma ingente che ancora non è finanziata. E quindi anche noi non sappiamo bene come muoverci, e se questo è il tema aperto che secondo me il presidente Errani dovrebbe iniziare a parlare, insomma, con viene confermato Renzi. Diciamo, Fabri, che a 2 anni dal terremoto non è che sia un bilancio proprio pieno di luci, No. Però sai cosa le dico? Che qui si trova la diversità culturale che c'è tra una gestione del terremoto dell'Irpigna, gli altri posti che magari hanno dei tempi che se anche uno ci mette 40 anni uguale, qua da noi invece la gente il giorno dopo del terremoto voleva ricostruire, e questo lo Stato italiano non ha tenuto conto, e credo che sia
ne sia stata data la prova proprio nel fatto che anche con l'ultima alluvione che ha colpito ancora la provincia di Modena non si è presentata un'istituzione che non fosse l'allora ministro Chieng, perché abita in quella zona lì, però sinceramente non è che abbia portato grandi stimoli alla popolazione, gente che lavora a delle attività sia in campo industriale ma anche agricolo, artigianale e così via, che si vede ad oggi ancora presa in giro perché davanti a terremoti e alluvioni lo Stato italiano non riconosce a noi quello che invece l'Emilia ha riconosciuto da 60 anni a questa parte, pagando buona parte delle tasse che mantengono lo Stato italiano, così come il Veneto, Lombardia e il Piemonte. Ecco, Fabri, su questa questione, sulla questione dell'esenzione fiscale per le aree colpite dall'alluvione, sulla questione del patto di stabilità, che è un altro dei vincoli oggettivi all'azione di un amministratore locale, il dottor Renzi che dice? Il dottor Renzi ovviamente ha ben presente il problema del patto perché è stato sindaco fino a 2 giorni fa, si è reso disponibile a ragionare, però anche noi abbiamo chiesto concretezza perché tutti fino ad oggi si sono resi disponibili a ragionare, ma nessuno poi è intervenuto. Quello che abbiamo chiesto, anch'io come perlomeno di alleggerire il patto, di tirare via dei settori come l'edilizia scolastica dal patto di stabilità, che è un tema aperto, caro sicuramente al cratere del terremoto, ma caro penso a tutta Italia, dare dei segnali verso questa direzione che ci consentono di liberare delle risorse, fare delle opere pubbliche che comunque a nostro avviso rivitalizzano un po' l'economia e al tempo stesso diamo un servizio importante ai cittadini. Non so cosa verrà fatto da questo governo, può essere cambiato il Presidente del Consiglio perché da Letta si è passati a Renzi, ma tutto lo staff attorno e i parlamentari del PD o chi sostiene Scelta Civica, come si chiama l'altro partito lì, quello di Nuovo Centrodestra, così, non mi ricordo neanche il nome, sono le stesse persone. Quindi dubito che ci sia una sensibilità forte a livello sia di ministeri che di Parlamento nell'affrontare seriamente questi temi. Ecco, prima abbiamo passato in rassegna, Fabri, un po' i temi toccati nel colloquio di ieri, ma le chiedo a questo punto una valutazione complessiva, una sua impressione. Il sindaco per definizione deve essere un uomo pragmatico, no? Uno che sta attento alle cose pratiche come lei, come immagino debba essere anche un sindaco di città più grandi, anche se lì entriamo in un campo diverso, perché molto spesso i sindaci di città grandi o medio grandi o comunque importanti come Renzi eccetera vedono la loro carica come un trampolino di lancio verso posizioni ancora più elevate, no? Quindi forse pragmatismo sì, ma il pragmatismo assoluto lo deve avere un sindaco di un paese di dimensioni ridotte, secondo me, è lì che si misura, è una mia opinione da cittadino. Quindi con sguardo pragmatico, lei che giudizio ha dato di questa chiacchierata con Renzi? Beh, guardi, mi riallaccio un po' a quello che diceva lei adesso. Il tessuto italiano dei comuni nella maggior parte dei casi fa riferimento a dimensioni che sono o come le mie di comune o più piccole, ci sono ai comuni lombardi ma anche veneti così che hanno ovviamente un numero di abitanti piccolo, però il sindaco è veramente orgoglioso di portare avanti questa comunità e lo fa a volte anche come atto di fede, di buona volontà, a differenza magari di città metropolitane o città più grandi. Ieri, guardi, l'intervista che ho rilasciato alla Padania è veramente quello che ho provato, nel senso che ci siamo trovati dentro questa sala, sicuramente c'erano delle persone ovviamente competenti perché sarebbe sbagliato dire di diverso, però non c'è stato quel pragmatismo che mi aspettavo da una persona che amministra una città. Ho visto un po' di improvvisazione da questo punto di vista, sicuramente un incontro cordiale e simpatico, però insomma siamo un'altra pasta, ecco, noi della Lega. Si vedeva il nostro segretario Matteo Salvini che ha portato avanti dei temi importanti che riguardano il Paese come l'Europa, come il patto di stabilità, dicevamo prima, lo Ius Soli, cioè, anche ieri abbiamo parlato di un argomento importante come lo Ius Soli, il Presidente del Consiglio incaricato
si mette un po' a ridere, poi dice lo ius soli lo vogliamo fare temperato, cioè dare la cittadinanza ai bambini se fanno le elementari. Cioè, anche qui non si capisce bene, si vuole dare una pacca al cerchio e uno alla botte, dando delle soluzioni che ovviamente non collivano per niente con le idee che abbiamo noi della Lega, ma secondo me rimangono un po' così campate in aria, quando i problemi del paese sono tutt'altri, sono il lavoro, sono la tassazione, come ha fatto e ha evidenziato molto bene il governatore Zaia, che ha avuto un confronto diretto con Renzi sul tema del federalismo. Non possiamo permettere che un pasto in un ospedale del Veneto costi 6 euro e nel sud dell'Italia ne costi 60. Se Renzi non capisce che la riforma dello Stato passa attraverso una riforma federalista, non si va da nessuna parte. Renzi questa cosa non ce l'ha a cuore. Solo puntando sulla riforma federale si può puntare nell'abbassare le tasse e quindi portare avanti una politica di respiro. Bene, io ringrazio Alan Fabbri, sindaco leghista di Bondeno in provincia di Ferrara, le auguro ancora buon lavoro, anche perché deve gestire ancora gli effetti del terremoto e della burocrazia che è seguita alla gestione del post-terremoto. Grazie anche per averci dato questo quadro sul colloquio di ieri con Matteo Renzi. Buon lavoro, Fabbri. Grazie mille, buona giornata. Fabbri, che era con Matteo Salvini, che adesso è qui con noi, quindi per gli ultimi minuti della trasmissione possiamo chiedere direttamente a lui. Ciao Matteo, innanzitutto. Ciao Giulio. Possiamo chiedere conto di una frase che mi ha colpito oggi leggendo i giornali, facendo la rassegna stampa. Tu hai detto, Matteo, l'Italia e il Nord sono occupati in mano militari da potenze straniere, all'esito di questo colloquio con Renzi, dove si è toccato il tema del federalismo, dell'Europa, dell'euro. Gli hai lasciato il libro di Bagnai, che è il suo conterraneo fiorentino, il professor Bagnai, sul tramonto dell'euro. Si è toccato il tema del residuo fiscale, cioè di quanto le regioni del Nord lasciano ogni anno nelle casse dello Stato centrale. Sono cifre che non hanno paragoni in Europa. Questione strutturale, tutti dicono di voler fare riforme strutturali. Insomma, si sono toccati temi molto concreti. All'esito di tutta questa panoramica, tu osservi, qua siamo sotto occupazione militare, sotto potenza straniera. Sì, non ci sono i carri armati e i Panzer, però ci sono le banche, ci sono i centri commerciali. Ieri, tornando da Roma, ho preso l'aereo in economy, posto 28, in fondo con gli artigiani che rientravano dalla manifestazione. Abbiamo parlato artigiani di Novara, di Como, di Bergamo. Questi hanno il 62% di pressione fiscale e non ce n'è. Se non ridiscuti l'Europa, non la ricostruisci da capo, però da posizione di forza, non andando a chiedere se per cortesia ti fanno spendere lo 0,1 in più, dicendo: sai cosa c'è? Io esco dall'euro con la Francia, con la Spagna, con l'Irlanda, col Portogallo, con la Grecia, con l'Austria e con chi ci sta. In Olanda hanno fatto uno studio che gli dice che in 10 anni gli conviene uscire dall'euro, quindi. Però Renzi su questo è Renzi televisivo, simpatico, si è tolto la cravatta, ha offerto il caffè, faceva le battute, diceva qualche parolaccia, ma circondato anche da persone per bene, perché Del Rio e Guerini sono due ex sindaci, persone oneste, per bene, pulite, però non basta essere per bene e simpatici per salvare un paese al collasso. Qua siamo occupati militarmente. Qua siamo militarmente occupati e c'è bisogno di combattere, non di sorridere: mi sono perso per la Camera, qua non so dove è il mio ufficio, non ho bisogno della scorta, queste sono le battute, vado in treno, abbiamo mandato prima Pieraccioni che parlava di Renzi, insomma siamo là, queste sono battute, però la sostanza è che siamo in una condizione. Ieri l'unica roba che ha detto: io le tasse, aumenterò la tassazione sulle rendite finanziarie. Zaia ha sgranato gli occhi perché questi scappano. Questi Però io non ho capito una cosa, Matteo, non so se l'hai capita tu, magari mi aiuti a capirla insieme a noi gli ascoltatori. Cioè qua si va parlando di patrimoniale, poi Renzi ha detto non si fa la patrimoniale, per carità, eccetera, quello. Però si avanza un concetto: bisogna colpire le rendite, appunto, no? Rendite finanziarie o patrimoni sopra una certa soglia. Poi gratta si scopre facilmente che quando tu devi fare cassa non puoi colpire solo ricchezze di vertice, perché sono già imboscate, perché porti a casa, se hanno già imboscate altrove non prendi niente. Quindi bisogna per forza colpire il cosiddetto ceto medio, che ormai è un ricordo del passato, del Novecento, perché sta scomparendo, non c'è più, e bisogna però fare massa, fare cassa attraverso una patrimoniale diffusa, una qualche forma di patrimoniale. Allora, alla fine, secondo te, si sta ragionando concretamente su quello? La via è quella solita o addirittura peggio del solito? Perché finora, bene o male,
hanno resistito alla patrimoniale, anche se per la verità io dico sulla che casa c'è già, no? C'è già stata. Quella è già una mega patrimoniale. Quindi una sola nuova tassa in più è la fine. Ma ti ricordi quando hanno fatto la tassa contro i ricchi, contro le barche? Uno dice, cazzo, così do in pasto al popolo, io Renzi che arrivo da Firenze, vengo a piedi, non ho l'auto blu, tasso i ricchi, ammazzo i ricchi, la tassa sulle barche. Il risultato chi è che ci ha rimesso? I ricchi con le barche? No, i ricchi hanno spostato la barca in Francia, in Slovenia, in Croazia, e ci ha rimesso gli operai dei porti. Quindi anche qua tassi le rendite, uno che ha i soldi li sposta dall'altra parte, ci mette 3 minuti con un clic a spostare i suoi quattrini, e poi alla fine chi andranno a tassare? Quelli che hanno 50-100 mila euro di titoli o di investimenti frutto di una vita di lavoro sul conto corrente. Matteo, altra cosa, che impressione ti sei fatto tu, che giudizio ti sei fatto circa il fatto che questa qui sia una manovra sicuramente di palazzo, cioè un sindaco di città peraltro media, nemmeno troppo importante, che ha lasciato un bilancio peggiore di quando è arrivato, peraltro, che si spaccia per popolare. Vedi le dichiarazioni del suo fido Nardella oggi al Corriere, è il primo sindaco autenticamente di popolo, la prima personalità politica di popolo da anni a questa parte, non se ne vedono in Italia. Già. Però passa attraverso il palazzo con un'operazione assolutamente di vertice. I quotidiani anglosassoni lo celebrano, quelli europei, vedi, le borse rispondono bene, i mercati sono felici, lo spread scende. Invece questa qui è un'operazione all'italiana, no? Quindi in Francia e in Spagna la giudicano un'operazione all'italiana, in Gran Bretagna e soprattutto negli Stati Uniti invece è il nuovo che avanza. E poi hanno dovuto ricorrere da quel personaggio, diciamo Alan Friedman, che non si sentiva da tanti anni, sostenitore dell'euro, dell'Europa a suo tempo, no? Con questo odia i territori, il federalismo, la Lega più di ogni altra cosa al mondo. Alla fine la classica domanda dietrologica, anche se a noi non piace la guarda, io non ero ma chi c'è dietro? No, io non ero complottista. Io non ero uno di quelli, le scie chimiche e le robe, e gli americani, e i servizi segreti israeliani, però di fronte a certe cose 1 più 1 fa 2. Se a Washington stanno brindando, se nella City stanno brindando, la Merkel è contenta. Quando io ho letto la borsa risponde bene, i mercati rispondono bene, allora se i mercati rispondono bene l'inculate dietro l'angolo, perché è matematica. Se lo spread scende, laddove va lo spread non va la gente normale. Quindi. Però, ripeto, è nostro dovere guardargli le carte in mano. Quindi lui dice, porto la riforma della Costituzione in Parlamento. Noi gli abbiamo detto, se per caso completi il federalismo fiscale, noi ci siamo, noi lo votiamo e ti stringiamo la mano. A occhio vogliono andare in senso diametralmente opposto. Perché sono già uscite le intenzioni, mi sembrano, di riportare allo Stato centrale competenze. Turismo ed energia, perché non è possibile che il Molise interrompa, o la Basilicata. Capito? Prenditela col Molise e la Basilicata. Adesso non è che se il Molise e la Basilicata o la Campania è in grado di gestire la sanità, e allora vieni a Torino, a Milano, a Venezia e cancelli quello che di buono abbiamo costruito in decenni. E questo è il problema, che loro giocano al ribasso. Cioè noi siamo tarati su Napoli, però non è che sia Napoli non sono capaci, dobbiamo. C'è un disegno che passa dall'Europa, che è quello di svuotare tutto quello che è territorio, identità e località e autonomia. Un'Europa a sua volta subalterna, evidentemente. Però non avrà vita facile, non avrà vita facile, e come Lega non gliene faremo passare una sola. Io da cittadino dico una cosa, prima ancora che da leghista e giornalista della Radio Padania, dico una cosa: a me è piaciuta molto l'operazione che tu hai fatto di avvicinamento a forze come Marine Le Pen in Francia, piuttosto che altre realtà di altri paesi che sono critiche rispetto all'assetto dell'Europa di adesso e alla moneta. Perché, tra l'altro, e mi faccio una domanda: cosa succederà adesso in Francia, visto che la Le Pen è data come primo partito? Ma la Le Pen non è più una forza marginale. La Le Pen ha detto chiaramente: se io vinco le elezioni e faccio il primo ministro, la Francia esce dall'euro. Quindi non è. Ogni tanto quando lo dici ti fanno il sorriso. No, ma lì il problema non diventa più teorico, perché questo è il primo partito in Francia. Questi hanno le palle. In Austria, in Olanda, tutti quelli che vengono dipinti come xenofobi, euroscettici, il peggio del mondo, sono primi partiti, quindi o in Austria, in Francia, in Olanda è pieno di cretini, oppure si sono fatti 2 conti in tasca. Noi primo partito non lo siamo per 1001 motivi, Grillo non ce l'hanno in Francia e in Austria, e Grillo è strumento a disposizione di questa gente perché
lui ci tiene a ribadire ogni volta che non si è mai permesso di dire usciamo dall'euro, e quindi è bene chiarire questo equivoco. Sono fiducioso. Nel volume di cui abbiamo parlato l'altro giorno qui, in occasione anche della conferenza stampa con il professor Borghi Aquilini, ci sono 2 citazioni interessanti. Grillo e Casaleggio. Grillo e Casaleggio. Perché un conto è fare il fenomeno, un conto è poi dire no, ma io non mi hai detto di uscire dall'euro, attenzione, facciamo un referendum che non si può fare, però non usciamo dall'euro. Casaleggio ha detto non si può uscire dall'euro, insomma. Allora, 2 cose velocemente. Sabato c'è l'incontro a Milano con il professor Aquilini e con naturalmente chi si è già prenotato, chi riuscirà a entrare. Sì, la buona notizia è che sostanzialmente sono già stati prenotati via mail o via telefono circa 600 posti, e quindi ne rimane qualcuno. E quindi chi decide all'ultimo momento o rimane in piedi o non entra. Quindi decidetelo. Ah già, il numero di telefono, giusto? Sì, lo dico io, 0266 234 279 per sabato 22 febbraio, ore 15, via Corridoni 15 Milano. Posso anticiparti qualcosa? Non sarà un comizio, ma ci saranno interventi di associazioni di disabili, di artigiani, uomini di cultura, ci sarà il presidente della Camera della Moda, gente che documenterà come l'euro e questa Europa per loro sono un problema nella vita quotidiana. Quindi non è il monologo alla Grillo, per intenderci, è un confronto fra società che magari non hanno mai votato Lega, però mi piace questa apertura di confini perché si sta avvicinando alla Lega tanta gente che non si era mai avvicinata in passato. No, è bello che in Italia si ricorre ai comici, no? Grillo e poi Pieraccioni stesso mi ha mandato prima che dice che insomma Renzi è un concorrente perché è un comico straordinario, si presenta benissimo in TV, è vendibile. No, è simpatico. No, simpatico per carità, ce ne sono tanti simpatici in Italia. Sì, no? non è che sì, non è un prerequisito sufficiente. La simpatia e l'onestà sono doti importanti, ma non... Sì, perché con questa storia della simpatia del giovane, della televisione, eccetera, eccetera, ti fanno passare il messaggio che vogliono, no? E arriva il candidato alla presidenza del Consiglio. È complice degli occupanti stranieri. E noi siamo doppiamente occupati al nord, dall'Italia e da tutto il resto del mondo. Quindi... Allora, io ringrazio Matteo Salvini. Io ringrazio voi. Adesso noi andiamo avanti a oltranza, perché tornando c'è lo svuotacarceri. Tornando alle vere emergenze italiane, di cosa discute il Senato oggi? Dello svuotacarceri. E quindi la Lega sta facendo opposizione, ne parliamo fra pochi istanti. Ciao Matteo, grazie. Ciao Giulio. Il fuoco